Romania. No? Allora, prima di dare la parola a Pitingolo, volevo vedere un altro contributo, visto che abbiamo accennato anche al discorso dell'economia del nostro paese. Vediamolo insieme. All'Italia è stato detto dall'Europa in tutti i modi di fare attenzione al debito pubblico e l'Italia ha risposto in tutti i modi che la questione è sotto controllo, solo che oggi sono stati pubblicati i dati. Sarà tecnica, ma la cifra con cui il debito inaugura il suo 2016 è alta, altissima. 2.191 miliardi e mezzo, non un record, comunque 21 miliardi e 600 milioni di euro in più rispetto a dicembre, un aumento che viaggia a 30 milioni all'ora. Siamo in una botte di ferro, viene spiegato, sempre in tutti i modi, che il debito non è solo questione di quantità, ma di qualità. Lo sappiamo gestire, siamo professionisti da sempre. Sono aumentate le disponibilità liquide del Tesoro, ecco l'origine del rialzo, tecnica, anche questa, ma uno si chiede che cosa se ne fa poi il Ministero di tutti questi soldi, il perché di un tesoretto così importante, se per costituirlo ci si indebita, non è chiaro, ma è sempre tecnica, si sa. Secondo i manuali, quando accade si è in presenza di una gestione straordinaria delle casse statali, ma di questo straordinario nessuno parla. Intanto ci si mette anche la deflazione, incubo di tutti gli economisti e di Mario Draghi, che ha rincarato le dosi del suo quantitative easing da 60 miliardi a 80 miliardi al mese per cercare di aumentare la circolazione di moneta, creare cioè inflazione. Un bene, secondo sempre la solita tecnica. Comunque fin qui non ha funzionato. In Italia meno 0,3% a febbraio in un anno, meno 0,2 in un mese. Prezzi che scendono rincorrendosi al ribasso e non accadeva da 9 mesi. 3 meccanismi che lo rendono possibile, ancorché pericoloso, un nuovo imputato è il commercio online. Si trovano merci sotto costo e gli italiani alla fine della tecnica se ne disinteressano e vogliono risparmiare, quindi fanno acquisti anche così. Portare a casa il necessario spendendo meno. Vedi il fenomeno dei discount, colossi che ormai erodono quote di mercato ai big delle multinazionali, abbassando i prezzi. Peccato che invece la deflazione, anziché erodere, appesantisca i debiti, quelli da pochi zeri di tutti e quelli da tanti zeri dello Stato, oggi al rialzo. Sembra tecnica come il resto, ma può fare male, realmente. Sì. Infatti, lo volevo proprio inserire perché anche a me piaceva questo servizio, perché mi sembra un po' uno specchio della realtà, con un po' di ironia, però mi sembra più lo specchio della realtà. No, ma infatti diciamo che siamo tutti d'accordo che il problema del debito è un problema generale, però allora, se ci concentriamo esclusivamente sul debito non ne usciamo, cioè, ormai è una cosa nota, si tiene sotto controllo, il governo sta facendo quello che può, la Commissione europea sta concedendo quello che può. Io però credo che qui ci sia qualcuno che avrebbe preferito che il 2015 si fosse chiuso con un segno meno piuttosto che con un segno più. E qui, vabbè, sono opinioni, cioè nel senso, parlare di un più 1 o di un meno 1, secondo me la differenza la fa, ma la fa soprattutto se pensiamo da dove deriva questo più 1, piuttosto che un meno 1. Allora, su dati rilevati non attraverso i bilanci delle imprese, che immagino sono fermi al 2014, quindi stiamo parlando di un anno e mezzo fa. 2015 sono ecco. Mentre invece noi abbiamo dati che si riferiscono a un mese fa, un mese e mezzo fa, e cioè, sono dati che, sui quali va fatta una riflessione. E io sono convinto, cioè, magari anche da ottimista, che aspettavamo da anni che la domanda interna risalisse, mentre l'export ci aveva sostenuto dal 2008 in poi, mentre la domanda interna è rimasta inchiodata. Adesso che la domanda interna riparte, c'è l'export che rallenta. Vabbè, non ne va bene una, però voglio dire, a parte questo, io credo che dovremmo accontentarci un pochino di quello che viene fuori dai numeri. E lo dico perché, secondo me, un po' di ottimismo nelle imprese ci sta. È chiaro che l'imprenditore è sempre portato a dire che le cose vanno male, perché comunque magari di default è magari anche abituato anche a lanciare dei segnali a chi lo rappresenta in qualche modo, soprattutto se è associato. Ecco. Però io ritengo che i risultati e quelli che noi vediamo anche proiettati sul 2016 lasciano uno spiraglio positivo. Questo però, su questo spiraglio, il contributo diciamo, dell'istituto, del sistema bancario non c'è. Infatti noi siamo andati a prendere i dati della Banca d'Italia sui prestiti e sulle sofferenze. Sono diminuiti i prestiti alle aziende. Cioè, se andiamo a prendere la slide numero 19, che appunto chiedo alla regia se la può mostrare, c'è un riquadro che indica i prestiti alle famiglie e alle imprese.
I prestiti alle imprese hanno toccato il picco di 96 miliardi in Veneto. No, quindi sono... Mentre i prestiti alle famiglie, ed è la linea rossa del riquadro a sinistra, sono aumentati, che sono i prestiti legati. Quelli alle imprese sono... Cosa vuol dire? Vuol dire che nel 2015 la manovra di Draghi sul quantitative easing non ha funzionato e non sta funzionando. Ma perché non funziona, scusa? Ma perché Draghi non governa nulla? Renzi non governa nulla, sono le banche che governano il mondo. Allora, anche la banca scusa centrale... se la butto in politica, non funziona così. Anche la banca centrale giapponese ha adottato gli stessi criteri 10 anni fa sul quantitative easing, lo ha fatto lo stesso, ma i risultati non ne ha ottenuti comunque. Il Giappone è in costante deflazione. Ma il Giappone se ne frega della deflazione, il Giappone è un altro sistema, ha un'economia che ha il 240% di debito sul PIL, il Giappone, il doppio dell'Italia, ma loro tranquillamente se ne fregano, perché? Perché il debito ce l'hanno in casa, perché si stampano la moneta, perché quando c'è stato Fukushima 4 anni fa mi pare, o 3 anni fa, loro hanno investito 900 miliardi di euro nel giro così e loro hanno risollevato. Se tu vai a Fukushima adesso, a parte qualche nano robetta in giro che probabilmente c'è, ma lì non c'è più nulla di quello che c'era 4 anni fa. Cioè voglio dire, il Giappone è un esempio secondo me non proprio calzante, insomma. In Italia quando tu... Prima c'era quel servizio molto interessante, molto carino, anche perché è un po' ironico, diceva che Draghi adesso stamperà, creerà dal nulla, premerà un pulsante e darà alle banche 1.000 miliardi all'anno. No? 1.000 miliardi all'anno, questa è la realtà, 1.000 miliardi di euro. Dovrebbero a loro volta 1.000 miliardi di euro. E tu mi dici... correttamente, che sono dei dati inoppugnabili, che le banche quei soldi se li tengono perché hanno fatto di tutto e di più negli ultimi anni, ma io da imprenditore, fortunatamente io non ho bisogno di questi soldi, ma gli imprenditori che invece hanno bisogno, perché la funzione delle banche è proprio quella, è quella di dare il credito a chi deve produrre il lavoro, perché se no ce ne facciamo di sto denaro qua noi? Salviamo i problemi di Veneto Banca, di Banca Intesa, del Monte dei Paschi che si è preso quanti miliardi? 4 miliardi, 5 miliardi di questi soldi qua. Ma noi abbiamo bisogno di soldi nell'economia, scusami, nell'economia reale, per dare posti di lavoro reali alle persone reali. Tu, Fabio, tu all'inizio hai detto i giovani d'oggi non possono più farsi una famiglia. Ma perché non si fanno più una famiglia? Perché non hanno certezze. E mi spiace che Donofrio sia andato via, ma la globalizzazione, ma sono cambiati i tempi qua e là. No, la famiglia è sempre la famiglia, una casa è sempre una casa, il futuro è sempre futuro, con la globalizzazione e senza globalizzazione. E noi abbiamo la responsabilità di far sì che il nostro presente e il nostro futuro siano gestibili, non numeri su un pezzo di carta, capisci quello che voglio dirti? Sì, però se le imprese, come emerge dai nostri dati, hanno ripreso a investire, e sto parlando delle imprese manifatturiere, ok? Lo hanno fatto anche grazie all'azione delle camere di commercio, cioè quello che non hanno fatto le banche, quello che non hanno fatto le banche, lo hanno fatto i confidi. Ma gli avete dato soldi voi? Nel 2014 le camere di commercio italiane hanno erogato 93 milioni di euro a favore dei confidi. Quali? Milioni o miliardi? Confidi? No, a livello nazionale. Perché sì, ma c'è una diversificazione nelle aree? Ho capito. Da provincia a provincia? Cioè, io scusate, ma 93 milioni in che ambito? Regionale, nazionale? No, a livello nazionale. Vabbè, ma scusa, con tutto rispetto per l'Union Camere, con un effetto moltiplicatore ma 93 di 4 milioni di 5 euro, volte. Ma sì, ma voglio dire, ma stiamo parlando di, con tutto il rispetto, è encomiabile la vostra operazione, ma stiamo parlando di briciole, cioè ma a fronte di un prodotto interno loro di 1.600 miliardi di euro, voi erogate 93 milioni, no, ma è encomiabile. Ma se non ci fossero tutte le camere di commercio non ci sarebbero neanche questa roba qua. Questa azione qua è importante, cioè quello, anche se sono 93 milioni, sono importanti perché aiutano i confidi in questo caso a sopperire le perdite che hanno nella gestione, perché il problema vero, no, sai qual è? Che loro 90 milioni di euro, ma non servono il bilancio. Ti assicuro che servono. Ma serviranno sicuramente anche uno che sta annegando, gli dai un mezz'ora di aria. Ma ti presente adesso, io Camere di Commercio ho inteso. Ecco, però la questione di fondo è un'altra. Le Camere di Commercio poi hanno delle risorse con le quali aiutano le attività imprenditoriali in qualche modo, in maniera anche importante, voglio dire. Ma non è un ruolo io invece loro. Io contesto, quello che contesto delle Camere di Commercio non è il fatto
della distribuzione delle somme, nel senso che vanno alle imprese e queste sono sicuramente positive. È il fatto che i criteri di distribuzione non sono univoci, nel senso che a Treviso danno i soldi dei confidi a 107 e 106, Padova decide 107 e non il 106, perché? Quando c'è una normativa ben precisa, sì, vabbè, cioè, per quello dicevo scelte di lobby, Fabio, ma in realtà i soldi che danno sono importanti. Ma non c'è... Io non vorrei entrare in questi dettagli, voglio solamente dire che se non ci fossero neanche le camere di commercio, se non ci fossero neanche le camere di commercio, non avremmo neanche questo tipo di aiuto, le imprese non lo avrebbero. Ma le banche hanno dato 14 miliardi di euro in meno a settembre 2015 rispetto a settembre 2014, in meno erogati alle imprese. Stiamo parlando in meno di 14 miliardi di euro. Ripeto, è encomiabilissimo quello che fate voi, ma 93 milioni di euro non sono nulla, è il nulla, cioè è come se quello che indica la luna e tu guardi il dito. Però scusi, anche i 14 miliardi andiamo a vedere cosa sono, se sono in realtà 14 miliardi che non vengono concessi perché le aziende sono saltate, ma magari non per la concessione del credito, allora, bisognerebbe analizzarlo. È un dato generale. Guarda, ti assicuro che comunque i 93 milioni, per quanto poco siano, sono un dato comunque. Sì, ma non risolvono i problemi del paese. Non risolvono i problemi, ma aiutano. È un sistema malato tra virgolette, questo è il senso. No, ma infatti, io volevo chiedere il parere però anche al nostro Liu Yang, da che cosa ne ricava secondo lei? Ci sarebbe una formula vista dal di fuori che potrebbe aiutare le nostre imprese, tanto più che lei vive nel nostro territorio, lavora. Sono 180 miliardi. Da questo punto di vista è un po' difficile per me a capire, perché qua stiamo parlando di prestiti alle imprese. Da quello che ho visto le banche non prestano più soldi, o prestano poco soldi alle imprese e le imprese hanno bisogno. A voi li danno le banche i soldi? Volevo chiedere anche in Cina? No, qua in Italia. In Italia? Perché se no come fate a lavorare con l'Italia? Allora, si può dire che quasi la maggior parte dei signori cinesi che vivono qua sono imparentati tra di loro, tra di noi. Sì. Quindi spesso quando uno ha bisogno di soldi per aprire un'attività, lui cosa fa? Lui chiede a suo parente, suo padre, sua sorella, anche suo amico, chiede soldi a vari parenti, poi li mette insieme e apre la sua attività. Perdona se la interrompo. Io ho sempre avuto la sensazione mia personale che quelli fossero soldi governativi, concessi alle aziende per andare a occupare paesi stranieri. Ma è una mia considerazione, Perché siccome in Cina mi sembra che sia tutto standardizzato, non riesco a capire come fanno ad avere quanti soldi. No, ma come fa? Cioè, mi chiedo io, ignorantemente, da profano, come fanno ad avere soldi che danno, cioè gente che presta soldi quando si arriva da un paese dove, al di là di alcuni casi che sosteneva lei, insomma, che avevano anche dei problemi di natura proprio delinquenziale, è standardizzato, non hanno stipendi elevatissimi tali. Ecco, per quello io mi ponevo sempre questo problema. Può esserci questa cosa? Può essere. Dal governo, questo non lo sono mai sentito, però io personalmente ho degli amici cinesi che vivono qua. Io so loro come hanno fatto. Proprio hanno chiesto, si può dire prestito d'onore? Proprio, sì, io ti chiedo prestito perché sono parenti. Io ho fiducia in te, sono sicuro che mi restituirai i soldi. Sì. Quindi con questo sistema... Di là o di qua? Di qua. Qua, sono tutti qua. Allora io dico, perché, sono sempre affermazioni, poi qualcuno fa... perché io se lì vado bene vengo qua? Sì. Giusto? Perché devono perché venire? Io vengo, cioè di solito io cerco di andare in un paese straniero o perché ne ho convenienza di imprenditore, perché ho costi minori, o perché non riesco ad avere nel mio paese delle opportunità tali da... Ma se nel mio paese, che è già difficile, insomma la Cina, sono riuscito a realizzarmi, perché me ne vado via? Realizzarsi perché sì, esatto, perché no, perché forse adesso è cambiato. Comunque all'inizio i cinesi che venivano qua perché erano poveri, perché provenivano proprio da una provincia che si chiama Zhejiang. Quindi da molti paesi piccoli, quindi avevano poche risorse, voglio dire, no? Sì, poche risorse. Quindi loro venivano qua, lavoravano con sudore, e hanno creato la ricchezza. Quindi hanno risparmiato al massimo, cioè ricchezza creata dal risparmio? Sì. Comunque abbiamo lavorato, abbiamo creato la ricchezza e poi ci si aiuta a vicenda.
Sì, ma su questo è l'aspetto legale che mi è una storia un po' lunga, secondo me. Poi, lui ce la racconta un po', però... Sì. Però adesso è cambiato, secondo me, perché adesso ci sono degli imprenditori cinesi dalla Cina che vengono qua per investire. Sì, ma prima io conoscevo, i bar sono tutti vostri, no? Sono tutti dei cinesi. Prima c'era un bar vicino a casa mia e sono andati lì con 350.000 euro cash e sti qua gli hanno venduto il bar, ma nessun italiano riusciva a dare questi soldi, e voi mi hai detto arrivavate qua, e questo si parla di 8-10 anni fa, 10 anni fa, se arrivavano tutti senza soldi, come facevano a trovare 350.000 euro da dare a sti parenti è un po' un mistero, però io ci credo perché io credo ancora a Babbo Natale, per dirti, per cui credo anche a queste robe qua, insomma. Però molti cinesi sono anche poveri. I cinesi che sono qua non sono tutti ricchi. Certo, tanto più, tanto meglio. Perciò chi ha bussato per comprare un bar, perché lui si è fatto la sua attività, oppure lui ha raccolto i soldi. Fare 350.000 euro è difficile, è dura, se devi vivere. Io non riuscirei a farlo, insomma, con un lavoro normale. Insomma, ma a parte che qualche tempo fa è diverso. Per esempio, io conosco uno, lui aveva un bar a Maestre, un amico cinese. Lui in un anno riusciva a fare 300.000 euro. Certo. Un bar. Sì. Il discorso di prima. I dati vostri tengono conto anche dell'imprenditoria degli stranieri in Italia? Assolutamente. In Veneto ci sono 500.000 stranieri residenti. Regolari. Regolari. 500.000. Residenti sono di più, regolari. No, residenti. Su 4.090.000 residenti in Veneto, poco più del 10% sono stranieri. Tra questi, moltissimi imprenditori. Allora, se non ci fossero i 500.000, mezzo milione di stranieri, probabilmente l'economia della nostra regione andrebbe in una direzione opposta rispetto a quella. Non sono d'accordo, ma comunque anche questa è una lettura che è un po' così, un po' governativa. No, ma è la forza lavoro che è quello che dico io, cioè verificare, ma questa è un'analisi che probabilmente potete fare voi, quanta forza lavoro italiana va a finire nelle imprese straniere. Zero. Perché poi quei soldi là, secondo me, vanno a finire o in prestiti di onore o tornano a casa e quindi non vengono rivestiti. Cioè, quello che dicevo prima, perdona se sono così anche abbastanza terra a terra, cioè un'azienda, un cittadino italiano in difficoltà, che ha figli, che ha difficoltà col lavoro, è chiaro che probabilmente di fronte al fatto di comprare un pigiama a €1 per i figli e uno che ne costa 20 perché è prodotto italiano, compra il pigiama da €1, ma quei soldi che vengono dati per comprare il pigiama a €1 non vengono reinvestiti da quel soggetto né in materia prima che viene ripresa al paese di origine, né tantomeno viene messa poi a disposizione attraverso i dipendenti nel nostro sistema. Per quello io dico che qualcuno dice che tutti questi stranieri sono un'opportunità, ma qualcuno mi va a spiegare dove? Cioè io voglio capire perché, ripeto, l'impatto anche sul sistema sanitario è stato, secondo me, devastante. Cioè nel senso che tutto quello che avevamo in piedi, quando sono arrivati, cosa abbiamo speso anche per riuscire, non parlo tanto dei cinesi ma anche di altre popolazioni, per riuscire a sistemare, ed è giusto per carità, ma non c'è stato poi un contributo tale, e dico, e siamo noi, se questi soldi venissero reinvestiti anche all'interno del nostro sistema, probabilmente staremo meglio tutti, ma secondo me se ne vanno via, e quella è la verità. Non è del tutto vero, prendiamo il contributo al sistema previdenziale per esempio. Ma dai, ma se non ci fossero loro sarebbero gli italiani, abbiamo il 50% di giovani che non lavorano, oppure tu lo sai benissimo, o lavorano con i voucher, c'è gente che fa i camerieri, lavorano 6 ore al giorno, hanno un voucher la settimana, €7,50 alla settimana, lo sai dove, è così che funziona l'Italia, la disoccupazione è falsamente calata perché considerano anche sta gente qua, capisci? C'è gente che lavora in nero 40 ore la settimana e si becca un voucher la settimana, e lo sai che c'è sta realtà qua. Forse l'Union Camera non la monitora, ma c'è sta realtà qua. Ci sarà sicuramente anche la globalizzazione ha portato un mondo di schiavi, no? Arrivano schiavi che lavorano a meno soldi degli schiavi che stavano creando qua. Questa è la realtà dei fatti. Ci sono gli albanesi, ma che io non ho niente contro, anzi erano
cittadini italiani 80 anni fa, non c'è nessun problema, ecco, che lavorano nell'edilizia, che non c'è quasi più, lavoravano con la busta paga a 1.200 euro al mese, poi il padrone di questa se ne faceva dare 400-500, funzionava così, ma lo sapevano tutti, tranne quelli che lo dovevano sapere. La globalizzazione ha creato un mondo di schiavi, non di opportunità o di ricchezza, siamo schiavi e noi facciamo la lotta contro questi qua, più ne arrivano, più dobbiamo lottare per essere al loro livello di retribuzione. Finisco dicendo che non esistono lavori, Unioncamere, Camera di Commercio, chi siate voi, ve lo dico, non esistono lavori che gli italiani non vogliono più fare. Esistono stipendi che gli italiani non accettano più, perché dopo centinaia di anni di progresso, anche sindacale, che detto da me è quasi un'eresia, non possiamo più accettare di non avere più la 13ª, la 14ª, le ferie, il TFR, non possiamo più accettare di non poter stare a casa in malattia perché abbiamo 40 di febbre. Questa è la realtà che la globalizzazione ha creato. Per cui io, nel mio piccolo, da italiano, difendo con le unghie e con i denti la mia società e questi 500.000 persone che lavorano in Veneto e che saranno bravissime persone, ci mancherebbe, non sono un'opportunità per noi, sono l'inizio della nostra fine. Ecco, torniamo su questo discorso con un giro di chiusura perché mancheranno pochi minuti, però prima andiamo in pubblicità rapidissimi.